giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Pianura e costa nella morsa della siccità. I consorzi di bonifica avvertono: se va avanti così possibili razionamenti. Quasi 450 persone nei campi della protezione civile in Emilia, oggi la visita dei vertici della regione. Danieli dà l'avvio a un investimento da 60 milioni in Croazia, il pressing dell'azienda siderurgica per la realizzazione dell'elettrodotto Udine-Re di Puglia. Aperto per ferie, settimana con le serrande alzate per buona parte dei negozi, colpa della crisi c'è più gente nelle città. Danni ingenti all'azienda di Cusano di Zoppola interessata da un violento incendio, distrutto il magazzino con i mobili finiti. Una certificazione di qualità per il sangue del sistema trasfusionale regionale, finora è l'unico in Italia. Sagra dell'Assunta a Porcia e polemica sul palio degli asini. Nessuna molestia agli animali, sostiene il parroco, ma gli animalisti non ci stanno. Udinese, Fabbrini in azzurro sostituisce Balotelli, depositata alla UEFA la lista per la Champions, fuori Barreto, dentro 3 giovani della primavera. Serie D, pronto il calendario del campionato che comincerà il 2 settembre. La prima giornata è il derby regionale fra Tamai e Cras. Oggi è la giornata clou per la Sagra dell'Assunta che si sta svolgendo a Porcia. È prevista infatti la corsa degli asini. Da 10 anni il parroco di San Giorgio Don Daniele Forte ha ripescato dalla storia antica di Porcia una tradizione vecchia di almeno un secolo. Tuttavia le polemiche non mancano e già da alcuni giorni gli animalisti, rappresentanti dell'ENPA, della LAVE e di altre associazioni hanno manifestato il loro disappunto per quello che ritengono un inutile e diseducativo utilizzo degli animali. Noi abbiamo sentito sia i pro che i contro. Cominciamo da Don Daniele, al quale chiediamo quali sono le radici di questo evento. Volevo precisare che da oltre 15 anni l'asino non sale più sul campanile, è una tradizione che risale ancora a periodi secoli scorsi. Veniva fatta una gara tra i vari allevatori di asini del posto per la forza degli animali? Sì, e quindi l'allevatore che aveva l'animale che riusciva a salire sul campanile aveva da parte dei principi di Porcia come una specie di riconoscimento. Di riconoscimento, e quindi gli asini di quell'allevatore erano considerati migliori per quell'anno. Fanno la corsa sul prato lì dell'oratorio e poi salgono la rampa che è in erba del campanile fino ad arrivare alla soglia della porta. Abbiamo ricevuto anche noi in redazione tante proteste di animalisti Non capisco come mai continuano a insistere con questa storia della salita al campanile. Sì, ma loro ritengono anche la corsa in qualche modo crudele. Questo sì, certamente, ma nel loro diritto protestare, anche credo protestano anche per la corsa di Fagagna o per il Palio di Siena, sì. Gli animali non sono sellati, sono montati a pelo, sono montati non da persone adulte pesanti ma dai ragazzi. Non ci sono quelle manifestazioni di urlo, colpi di frusta, niente. È più che altro un momento proprio di festa, di incontro, anche perché molti bambini con le famiglie si incontrano con gli animali, li guardano, li accarezzano, fanno le fotografie. Allora, adesso parliamo con chi è contro questa corsa degli asini, tra cui Daniela Galeota, che è la presidente dell'Associazione Animalisti Friuli Venezia Giulia. E lei cosa pensa di questa corsa? È crudele? È veramente così drammatica per questi animali? Il punto è che gli asini sono degli animali assolutamente non inclini alla corsa, seppure corsa su prato come in questo caso, sono degli animali mansueti, sono emotività allo stato puro e corrono se incitati, per cui comunque si può parlare di stress psicologico. Sono animali che vengono portati comunque in questo mussodromo in un trailer da allevamenti della regione, sono sottoposti a un viaggio, possiamo immaginare anche le temperature di questi giorni. Ci sarà una protesta? Non ci sarà una protesta durante la corsa, c'è una protesta in rete comunque che va avanti da anni. Noi chiediamo da anni di sostituire questa corsa con un evento che non utilizzi e che non sfrutti gli animali, perché comunque siamo contrari all'impiego di animali a scopo ludico, come in questo caso. Oltretutto il messaggio che viene dato alle nuove generazioni secondo noi è assolutamente sbagliato, perché comunque è un po' l'incoraggiamento, l'apoteosi della sopraffazione del più forte sul più debole.
E intanto è all'orizzonte la sagra dei Osei di Sacile che celebrerà domenica l'edizione numero 739. Anche in questo caso non mancano le prese di posizione degli animalisti che hanno organizzato una manifestazione di protesta in Piazza del Popolo. Dall'edizione pordenonese del Messaggero Veneto si apprende che un agriturismo della zona offre stanze a prezzo ridotto a coloro che aderiranno al presidio.